我种下一个种子，种一长出了果实。今天是个伟大日子。My heart keeps stopping. I find a way to block it. I go la 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 la. Ogni volta che mi metto a registrare suonano le campane. Ragazzi, sono le 5:43, cosa suonate? Detto finito di rompermi i coglioni ogni volta che registro video. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo vlog perché ho delle cose molto importanti da dirvi. Innanzitutto volevo scusarmi per le campane di prima, dato che la chiesa della mia città suona ogni 3 minuti, no scherzo. Non so che tipo di frequenza abbia, però suona in orari strani. Allora, la prima cosa che volevo dirvi è grazie, veramente grazie di cuore. Grazie per tutto il sostegno, per tutti i like, tutti i commenti, per tutte le condivisioni che mettete nel mio canale. E un grazie di cuore soprattutto per i video dei Mega Empire Asia. Ho visto che avete gradito veramente tantissimo. Siamo riusciti ad arrivare a tipo totalmente 5200 like, perciò veramente un grazie di cuore. La seconda cosa che volevo dirvi, allora ragazzi, io domenica parto, cioè voi quando state guardando questo video molto probabilmente mi sono appena alzato dal letto, ho caricato le valigie sulla macchina per andare a Jesolo. Cosa vado a fare a Jesolo ragazzi? Non vado in vacanza, purtroppo non vado in vacanza, anche se il posto fa pensare solo a vacanza. Andrò a lavorare in hotel. Ditemi sotto nei commenti se volete che vi porto dei vlog riguardanti l'hotel o la città di Jesolo. Per quanto riguarda i gameplay ragazzi, lavoro 5 giorni a settimana, perciò 2 giorni liberi. Un giorno lo dedicherò probabilmente a fare qualche video per la città di Jesolo. Secondo giorno devo fare le relazioni per la scuola, perciò sono veramente strapieno. Mi chiedete quando tornerò, molto probabilmente torno ragazzi, torno il 1° giugno. Allora ragazzi, il 1° giugno quando torno a casa devo finire tutte le relazioni e una marea di compiti da finire. Cioè i miei professori veramente buonissimi, strabuoni, li saluto, li amo, mi bastonano per tutta questa settimana prima di partire e mi bastonano quando torno, veramente I love you. Comunque, a parte gli scherzi, per quanto riguarda i gameplay, se riesco ve ne porto alcuni, comunque 2 video sicuri in queste 3 settimane ve li porto, perché li ho già registrati. Poi ditemi voi cosa volete vedere in queste 3 settimane. Non riuscirò a caricare video, non riuscirò a caricare video molto complessi, vi porterò vlog sull'hotel, sulla città di Jesolo, sulla spiaggia, vado a fare giri o sul mio compagno di stanza. Lui non sa ancora che faccio video su YouTube, dopo glielo farò vedere. E cos'è che volevo dirvi? Penso che ho detto tutto e noi partiamo con le domande di questo bellissimo vlog. La prima domanda di oggi è di Alberto Presotto che ci fa: Fuck time, da quanto tempo sei nel clan Bo? Li conosci di persona? Allora ragazzi, è una storia veramente lunghissima fatta di amore e amicizia. Praticamente io ho conosciuto Yukai99 e Mark Liu, che sono veramente i cofondatori di questo clan insieme a Pompa77. Li ho conosciuti quando io avevo Town Hall livello 8. Ragazzi, quando io avevo Town Hall livello 8, veramente si tratta di cose di 2 anni fa, perciò li conosco veramente da tantissimo. E se li conosco di persona, no, non li conosco di persona, perlomeno un ragazzo lo conosco, si chiama Lollin Bobber, perché vabbè abita a 10 minuti da casa mia. La seconda domanda di oggi comprende 2 domande che mi chiedono praticamente la stessa cosa: se farò dei video con Yakidale o Federonzo. Innanzitutto mi hanno sfidato, Yakidale e Federonzo vaffanculo mi hanno sfidato, e per la seconda stagione delle sfide epiche a giugno molto probabilmente usciranno dei video con loro. La terza domanda di oggi ce la fa Davide Zo. Allora ragazzi, fuck time, farei mai un raduno a Milano? Ragazzi, un raduno a Milano 90% lo faccio con altri youtuber. Non so se la faccio perché se l'hotel dove andrò a lavorare per queste 3 settimane mi prendono e faccio la stagione estiva, mi sarà molto difficile recarmi fino a Milano, perché sono 4 ore e mezza per arrivare lì in treno. Quarta domanda di oggi molto intelligente, ce la fa Filippo. Allora, fuck time, volevo farti una domanda un po' seria. Secondo la tua esperienza di Clash, hai mai avuto problemi o motivi per cui avresti voluto cancellare Clash of Clan?
Se sì, puoi dimmene qualcuno. PS, se hai voglia, salutami nel tuo video, ti stimo, ok? Allora, ciao Filippo, ti rispondo subito. Ho cancellato diverse volte Clash of Clans, lo ammetto. Allora, ve lo racconto, durante un'estate ci stavo provando con una ragazza e sta ragazza gli stava sul cazzo Clash of Clans. Io molto furbamente cancellavo Clash of Clans quando andavo da lei e la sera quando tornavo a casa me lo riscaricavo, tanto ce l'avevo salvato su Game Center e sta ragazza qua un po' l'ho trollata. Prossima domanda. Cristian Lamberti ci chiede: Fuck time, cosa pensi delle femmine che giocano a Clash of Clans? Sei best Clash of Clans tuber, continua così. Cosa penso delle ragazze che giocano a Clash of Clans? Non so cosa dire, sono ragazze che giocano a Clash of Clans. Andrea Capece ci chiede: Fuck Kai, hai mai voluto tornare in Cina? Se sì, perché? Allora ragazzi, io quest'anno volevo tornare in Cina, ma non ci vado perché voglio andare a lavorare e farmi un po' di big money, dato che l'anno prossimo, cioè fine quest'anno sarò maggiorenne e voglio prendermi una macchina nuova. Allora, tornare in Cina è una bella domanda. Tornare in Cina, se io torno in Cina, come la vendono i miei, tipo, i miei pensano tipo, devo mandare Kai in Cina a studiare cinese, e Kai fa, no! No, cinese, no! Perché ragazzi, vi spiego che la scuola cinese è molto dura. Io non ci sono mai andato in una pubblica, sono andato sempre in una scuola privata, praticamente mi bastonavano dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera. Praticamente io in sta scuola, aspetta vi prendo un libro, questo è il mio libro di storia, tipo per 10 ore di seguito, mio Dio, devo impararmi tutte le robe a memoria. Tutte le robe a memoria, tutte le poesie, tutte le lettere a memoria. Comunque la grammatica è facile e solamente c'è tanta roba da imparare a memoria. Passiamo alla prossima domanda. Eric ci chiede: Fuck Kai, quando ti è iniziata la passione per YouTube e com'è la tua vita ora? È difficile tanto quanto quando non facevi video? Bravo Kai, continua così. Allora ragazzi, lo YouTuber non è che gli cambia la vita quando ha 30.000 iscritti. La mia vita continua esattamente come se fosse un normale ragazzo che gioca a Clash e non fa video su YouTube. L'unica cosa che cambia nella mia vita quando io ho iniziato a fare video su YouTube è che devo suddividere bene il mio tempo per lo studio e YouTube, se no sono fregato, perché tipo non porto video da una settimana perché ho una settimana di fuoco di verifiche, se no faccio solo video e non vado a scuola, vado a bruciare. Per chi non sapesse cosa significa bruciare qua nel Polesine, bruciare, intendiamo marinare la scuola, cioè saltarla. Bren Stroming ci chiede: qual è la tua truppa preferita? Sei un grande Kai. Sono il ragazzo che insieme a Mirel ha fatto la fan art del Golem. Allora ragazzi, questo è il loro bellissimo disegno che mi hanno fatto, li ringrazio e li saluto. Allora, rispondendo alla sua domanda, qual è la mia truppa preferita? La mia truppa preferita è Spaccamuro, perché io gioco moltissimo con truppe di terra e Spaccamuro quando lo mando bene veramente cambia le sorti della partita. Tipo il Golem non mi va a fare giretto, va a direzione Town Hall e penetra e sono 2 stelle. Tutto calcio e sport. Fuck, fai imitazione di Enrico Pasquale Pratico. No ragazzi, 3000 like per questa clip. Bam! Ciao ragazzi, sono Enrico Pasquale Praticò, abito a Monte San Giovanni, ho 22 anni, lavoro, zappo, ho villaggio su Clash of Clans. A me piace ragazze sex, capelli neri, bionda, bellissima. Io sono ragazzo carino. Voi che facete? Mi trovate su YouTube, non su YouPorn. Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultima domanda di oggi che ce la fa Luca Cesari. Kai, dici qualcosa nella tua lingua, magari anche qualcosa di strano. Allora ragazzi, vi dico un proverbio cinese che ho trovato poco fa. Allora si pronuncia così: Zhen Xin Qian Li Lu Sen Tu Si Nian Su. Significa che una persona che si fa 1000 km è meglio di una persona che si è fatto 10 anni sui libri. Allora, questo era tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Come al solito, aspetta, facendo un piccolo riassunto veloce delle cose importanti di questo video, praticamente sarò via per 3 settimane, torno il 1° giugno e dal 1° giugno in poi, video a go per queste 3 settimane, sarà un po' tipo pieno di vlog. Spero che vi piacciono, comunque li monterò bene, li faccio tutto bene.
E questo era veramente tutto per il video di oggi. Come al solito un like, un commento e aspetta, 3000 like perché ho fatto l'imitazione di Enrico Pasquale Pratico. Noi ci vediamo al prossimo video ora.